Si è dato alla fuga il giovane che ieri sera ha ferito con un coltello un triestino che lo aveva rimproverato a seguito di una spallata. Indagini in corso per rintracciare il responsabile. Arriva il passo concreto verso un possibile cambio di proprietà della Pallacanestro Trieste. Gianluca Mauro, ex presidente con l'Alma, ha presentato una lettera di intenti per l'acquisizione del club biancorosso. Consiglio regionale, il centrodestra boccia la mozione per un referendum sulla reintroduzione delle province. Le opposizioni, occasione persa per dare voce ai cittadini. La Pallacanestro Trieste si chiama fuori dalla gara per l'assegnazione del Pala Rubini. La gara che va deserta e il comune apre il dialogo per una soluzione tra le parti. Come anticipato ieri da Tele4, partiranno a breve i lavori di riparazione del grande collettore fognario che causerà la chiusura di via Dalviano per circa 9 mesi. Oggi tutti i dettagli dell'intervento. Si rinnova il tradizionale appuntamento di 3 giorni con la CGIL, incontri e riflessioni quest'anno si tengono al Teatrino Basaglia di San Giovanni. Totem e descrizioni via web per scoprire le caratteristiche storiche e paesaggistiche di Opicina. Oggi la presentazione dei punti informativi da Piazzale Monterè. Buonasera e bentrovati all'edizione delle 19:30 del nostro telegiornale. Vi comunichiamo subito i nomi e gli argomenti di chi sarà questa sera a Ring a partire dalle 21:10. Ospiti Enrico Bullian, Patto per l'Autonomia Civica FVG, Maddalena Spagnolo di Futuro Nazionale, Antonio Caligaris della Lega, Linda Tomasinsic del Partito Democratico. Alle 22:30 Pordenone, la cornacchia di Hitchcock con Guido Iemmi della LAV Pordenone e Sebastiano Del Ben, residente, che sarà videocollegato con lo studio. Il sondaggio lo vedete in grafica, il rilancio della Lega. Federica Vice di Salvini che è a favore di questa opzione, 0422 16 26 691, chi invece ritiene di no, 0422 16 26 690, la chiamata è gratuita. Partiamo con la cronaca. Si è dato alla fuga il giovane che con tutta probabilità era di origine domenicana, che ieri sera ha ferito con un coltello un triestino che lo aveva rimproverato a seguito di una spallata. All'immediato l'intervento della polizia, indagini in corso per rintracciare il responsabile. Momenti di paura ieri sera poco dopo le 19:30. Il luogo via Giulia, all'esterno del civico numero 3. Un triestino riceve una spallata da un'altra persona, straniera, probabilmente di origine domenicana, sui 20 anni. Facile concludere si tratti di un Maranza in evidente stato di alterazione alcolica, la quale, dopo essere stata rimproverata, per tutta risposta tira fuori un coltello ed infilza la vittima fra il braccio e la spalla, per poi fuggire. Immediato l'intervento di 2 pattuglie della polizia che a sirene spiegate hanno raggiunto il luogo dell'accaduto. Gli agenti hanno interrogato i testimoni, laddove le ricerche in corso del responsabile faranno sicuramente affidamento sulle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti sul posto. La vittima per fortuna ha riportato ferite definibili superficiali, ma una volta di più il fatto riaccende l'attenzione su un ulteriore episodio di microcriminalità che non può non preoccupare. 2 donne si sono azzuffate in un bar di Piazza Garibaldi e durante la lite una delle 2 ha morso l'altra. L'episodio, l'ennesimo della zona, è avvenuto nella tarda serata di ieri. Dopo la segnalazione giunta al numero dell'emergenza 112, sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante della questura di Trieste, assieme a personale sanitario del 118. Stando a quanto si apprende, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Durante la discussione una delle 2 ha morso la vittima, dandosi poi alla fuga. Evidente lo stato di alterazione della donna aggredita. Primo passo concreto verso un possibile cambio di proprietà della Pallacanestro Trieste. Gianluca Mauro, ex presidente del club quando lo sponsor di punta era Alma, ha presentato una lettera di intenti per l'acquisizione del club biancorosso. Adesso però è il momento di ragionare come se anche questo fosse un affare, perché dall'altra parte ragioniamo in questa maniera. Quindi quello che mi sento di dire è che io mi impegnerò, quello che io mi auspico è che in questa cosa finalmente si uniscono tutte le forze che ci sono a Trieste e che si siedano a un tavolo e che dialoghino. Io penso che tutte le forze che hanno a cuore questa situazione si devono
sedere a un tavolo e con razionalità, come sto facendo io, affrontare la cosa. Lo aveva anticipato a Tele4 il 27 maggio nel corso di un'intervista parlando in termini ottimistici, anzi speranzosi. Oggi la mossa ufficiale è arrivata. L'imprenditore friulano Gianluca Mauro, ex presidente del club con denominazione Alma, ha formalizzato il proprio interesse per l'acquisizione della Pallacanestro Trieste, presentando una lettera di intenti alla proprietà del club biancorosso. La comunicazione è stata trasmessa oggi al Cotogna Sports Group Italia SRL, società proprietaria di Pallacanestro Trieste 2004 SRL, e al presidente Paul Matjasic. Nel documento Mauro rende noto di agire nell'interesse di un gruppo di investitori da lui rappresentato, manifestando ufficialmente la volontà di avviare il percorso per rilevare la società. L'offerta prevede un corrispettivo economico che al momento resta riservato. La definizione dell'importo finale sarà infatti subordinata all'esito della due diligence, la fase di verifica e analisi della situazione societaria che precede eventuali accordi definitivi. Per lo svolgimento delle verifiche, il gruppo guidato da Mauro si avvarrà dell'assistenza dell'avvocato Maurizio Miculan per gli aspetti legali, mentre per quelli contabili si affiderà alla società Usoni e Partners, con il coinvolgimento del dottor Gian Attilio Usoni e del dottor Nicola Tosolini. Nella lettera viene inoltre sottolineata la volontà di procedere con rapidità, compatibilmente con tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie A. Mauro esprime infine l'auspicio di una pronta disponibilità al confronto da parte dell'attuale proprietà, con l'obiettivo dichiarato di individuare la soluzione migliore per il futuro del club. Nelle sue parole emerge il riferimento alla città e alla sua tradizione cestistica, con la volontà di garantire a Trieste quelle soddisfazioni sportive che, secondo il proponente, la piazza merita. Ora la palla passa al presidente Paul Matjasic. E rimaniamo in argomento perché la Pallacanestro Trieste rinuncia alla gara per il Pallarubini e il comune chiude il bando che va deserto. Si apre ora il confronto tra istituzioni e società in vista delle scadenze per la Serie A. La Pallacanestro Trieste ha scelto di non partecipare alla gara per l'affidamento in concessione del Pallarubini, giudicando non sostenibili le condizioni economiche e gestionali previste dal bando. Nel dettaglio il Comune aveva previsto un canone di affitto pari a 145.000 euro annui, a cui si aggiunge circa 1.200.000 euro di spese di gestione dell'impianto. La decisione, comunicata attraverso una nota stampa del club, si inserisce in una fase delicata dove la società dichiara di essere impegnata nella ricerca di nuovi sponsor e investitori necessari per garantire l'iscrizione e la partecipazione al prossimo campionato di Serie A. Parallelamente il Comune di Trieste, in una propria nota ufficiale, ha fatto sapere che la procedura di gara si è comunque conclusa con esito deserto alla scadenza fissata alle ore 10. Il municipio ha precisato che il bando è stato portato avanti nel rispetto degli obblighi normativi e dei tempi tecnici, anche in relazione alla scadenza del 26 giugno indicata dalla Lega Basket per la presentazione del titolo di disponibilità dell'impianto, evidenziando poi come l'assenza di proposte concrete da parte della proprietà abbia reso necessario l'espletamento della procedura, considerata un passaggio obbligato per garantire continuità gestionale e regolarità nell'utilizzo del palazzetto. Noi ovviamente come amministrazione comunale siamo sempre aperti a tutte le società e in questo caso anche a Pallacanestro Trieste, quindi insieme a loro andremo a percorrere tutte le strade possibili per trovare una soluzione e proprio in questa mattinata ho provveduto già a scrivere alla proprietà, al presidente Matjasic e ovviamente al suo staff, affinché già all'inizio della prossima settimana, già lunedì, si possa fissare quindi un incontro, anche ovviamente mezzo call, per capire le strade da intraprendere. Ci spostiamo in Consiglio regionale. Il centrodestra boccia la mozione per un referendum sulla reintroduzione delle province. Le opposizioni protestano, occasione persa per dare voce ai cittadini. Andiamo a sentire. Il ripristino delle province al centro dello scontro oggi in Consiglio regionale tra maggioranza e opposizione. Il centro-sinistra, primo firmatario il PD Moretti, aveva chiesto di indire un referendum consultivo per avere il parere dei cittadini sul tema. Il centrodestra ha bocciato la mozione, anche se non sono mancati distinguo da parte di Fratelli d'Italia, che più volte ha chiesto di riempire di contenuti nuovi enti elettivi. Credo che questa sia un'occasione persa nel momento in cui da un lato il Presidente della Regione ci accusa di non volere il ripristino delle province elettive perché non vogliamo che i cittadini si pronuncino, ma dall'altro, proprio per questo, avevamo chiesto, e ahimè non siamo stati ascoltati, che il Presidente e la maggioranza appoggiassero questa nostra richiesta. Registro anche che su questo tema, durante il dibattito in aula, non c'è stato l'intervento di nessun componente di Fratelli d'Italia.
evidentemente questo significa in qualche modo una presa di distanza da quello che è oggi l'impostazione del disegno di legge. L'approccio è stato quello di reistituirle pian piano, quindi per passi, quindi le reistituiamo con questo disegno di legge e poi andremo a fare tutto un lavoro. Noi del gruppo di Fratelli d'Italia l'abbiamo già detto più volte, sicuramente vi è la necessità di un lavoro sui contenuti che queste province andranno a svolgere e funzioni che andranno a svolgere nel momento in cui saranno costituite, ma in questa fase chiaramente un referendum non è assolutamente necessario. È un'occasione persa, ci auguriamo che il dibattito poi proceda comunque in modo quanto più largo possibile, ma ascoltare le persone sul referendum crediamo che sarebbe stata la cosa migliore. Purtroppo il centrodestra non è di questo avviso. Quando hanno abolito le province e hanno imposto ai comuni e ai territori cittadini quel fallimento delle UTI, hanno fatto un referendum? Allora furono sentite le popolazioni, ci fu un momento di partecipazione democratica. Oggi abbiamo assistito a un caso di amnesia politica. Perché non l'hanno fatto allora? Adesso lo chiedono, credo sia una cosa ridicola. Conferenza stampa che si è tenuta oggi a Udine per parlare della gestione dell'acqua a 15 anni dal referendum del 2011, una gestione completamente diversa tra Udine e Trieste. Sentiamo. Ricordo che sta gestendo tramite una sua controllata l'acqua a Trieste in circa 10 anni, nel complesso delle sue gestioni varie, ha distribuito ai suoi azionisti privati in dividendi 1 miliardo di euro. Era il giugno del 2011, quando ci fu il referendum sull'acqua pubblica che ha visto oltre 26 milioni di italiani, circa il 95% dei votanti, abrogare le norme che garantivano la remunerazione del capitale investito dai gestori e quelle che favorivano la privatizzazione dei servizi idrici. Entrambi i quesiti raggiunsero il quorum del 50% più 1. Sono passati 15 anni e la situazione è ancora poco chiara. Ecco perché il Patto per l'Autonomia ha convocato una conferenza stampa per affrontare questa tematica a sostegno dell'acqua come bene comune in Friuli Venezia Giulia. A 1 anno e mezzo dalla scadenza della concessione del servizio idrico nell'ex provincia di Trieste. Oggi il servizio lì è gestito da Agegas APS Amga. La nostra richiesta è quella che si realizzi fino in fondo la volontà dei cittadini della nostra regione espressa nel 2011 per un servizio che in tutta la regione, quindi anche a Trieste, abbia la governance pubblica. Una situazione completamente diversa tra Trieste e Udine, dove invece la gestione è pubblica. Noi siamo all'interno del CAFC, un ente di cui sono soci i comuni. Il CAFC sta realizzando investimenti importanti, considerevoli per ammodernare anche la stessa rete, lo stesso servizio, per limitare le perdite. Avere una società con la governance pubblica significa poter avere anche un servizio moderno. E quindi a questo punto, a 15 anni dal referendum, quali sono le prospettive future? Le prospettive sono attuare, pur con 15 anni di ritardo, il referendum del 2011, che significa in concreto estromettere i soggetti privati che fino adesso hanno tratto dei profitti parassitari su un bene comune vitale come l'acqua, che è un bene di tutti, che sta generando profitti per pochi. Non è un caso che l'acqua a Trieste costa il 75% in più dell'acqua a Udine, cioè quasi il doppio. Matteo Salvini rinvia tutto alla prossima settimana, ma dietro lo stop alle nomine si intravede la partita più delicata per il futuro della Lega. Il rapporto con Luca Zaia, il peso dei governatori e la ricerca di un nuovo equilibrio interno dopo la nascita del movimento di Vannacci. Vediamo. Le difficoltà della Lega, certificate dai sondaggi che parlano di un calo dei consensi, è nella mancata fumata bianca al Consiglio federale di ieri a Roma. Matteo Salvini ha scelto di prendere tempo sulle nomine interne dei nuovi vice segretari, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, rinviando tutto alla prossima settimana. Una scelta che fotografa un partito ancora alla ricerca di una sintesi tra le diverse anime territoriali. Al centro del confronto c'è soprattutto il ruolo del Nord e dei governatori.
Luca Zaia, forte di un consenso personale che continua a rappresentare un patrimonio politico per il Carroccio, non ha scoperto le carte, ma ha ribadito la necessità di una svolta a nord. Un messaggio che molti interpretano come la richiesta di rafforzare il peso dei territori nella catena di comando del partito. Accanto all'ex governatore veneto si sono mossi anche i presidenti di regione e diversi dirigenti locali, convinti che la Lega debba recuperare identità e radicamento dopo anni di espansione nazionale. Non è un caso che il dibattito abbia riguardato anche la riorganizzazione della segreteria e gli equilibri tra le diverse aree geografiche. Sul tavolo pesa inoltre la questione Vannacci. La nascita di Futuro Nazionale e il progressivo avvicinamento di amministratori e militanti al generale hanno acceso più di una preoccupazione. Salvini continua a minimizzare il fenomeno, ma la perdita di consenso registrata in alcune realtà del nord impone una riflessione strategica. Come anticipato ieri da Tele4, partiranno a breve i lavori di riparazione del grande collettore fognario che causerà la chiusura di via Dalviano per circa 9 mesi. Oggi sono stati illustrati tutti i dettagli dell'intervento con la viabilità alternativa. I lavori di cui stiamo parlando interessano una tratta della via Dalviano, in particolare quella compresa tra la via Colleoni e la via dei Lavoratori. In questa tratta esiste un pozzo di ispezione alla condotta sotterranea destinata diciamo al collegamento fognario di quasi 2/3 della città. È successo che nel tempo questo pozzo di ispezione, sollecitato soprattutto dall'intensificarsi del traffico pesante che sta insistendo sulla via Dalviano, ha avuto un cedimento e per tutta la sua altezza ha sfondato parte della condotta stessa. Ecco il motivo del maxi intervento di riparazione del grande collettore fognario della parte alta di Trieste, che richiederà circa 9 mesi di lavori e la chiusura di via Dalviano da metà luglio, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra le vie Colleoni e dei Lavoratori. Il cantiere sarà avviato da Cega Sapienza e Amga in accordo con il Comune per un costo di 1.300.000 euro. Stiamo parlando di una condotta che transita a circa 13 metri di profondità, quindi sarà prevista la realizzazione di una berlinese con profondità di 16 metri, 6 metri per 16 metri di sezione superficiale e procedere allo scavo che avviene completamente in roccia, essendo che la galleria sottostante è stata realizzata a suo tempo come uno scavo in galleria. Il 20 giugno partiranno i lavori preparatori per la costruzione di una rotatoria all'incrocio tra le vie Doda e Svevo per deviare il traffico. L'attenzione fondamentale è stata posta sul garantire ovviamente lo spostamento dei servizi di emergenza, quindi della vicina caserma dei Vigili del Fuoco, del trasporto pubblico locale e anche dei residenti. Pertanto a partire dalla prossima settimana ci saranno una serie di attività di messa in opera di alcuni miglioramenti alla viabilità, a partire sia dall'asfaltatura dello scalo Legnami in prossimità di via Doda e via Svevo, e sia propedeutici alla realizzazione di una rotatoria, peraltro provvisoria, ma che sarà poi resa definitiva anche dall'autorità di sistema portuale. Anche il trasporto pubblico subirà modifiche. La linea 29 si immetterà su via Svevo da via Lavoratori e la linea 1 transiterà in via Lorenzetti, garantendo ai cittadini di raggiungere il centro commerciale. Primi bilanci per il progetto Scintille messo in atto dal Comune in seguito di un finanziamento regionale. Al centro degli interventi il concetto di rigenerazione urbana. Tuttavia nei quartieri che vive la maggior parte della nostra gente, la maggior parte dei nostri cittadini, e credo che la politica debba occuparsi soprattutto dei luoghi dove vivono la maggior parte dei cittadini, perché Trieste non è Disneyland e nemmeno Las Vegas. Così Claudio Giacomelli sintetizza la logica alla base del progetto Scintille messo in atto dal Comune di Trieste in seguito ad un finanziamento regionale promosso da Fratelli d'Italia. Attraverso un contributo di 2.450.000 euro, Palazzo Sipario ha individuato 2 realtà cittadine sulle quali intervenire. A San Giacomo, secondo una logica che metterà a sistema gli elementi di pregio presenti nella zona, ma che ancora necessitano di essere conosciuti. In particolare il Giardino Basevi, il Giardino Pinkerle e l'ex centro civico di via Caprina. Si porterà all'attenzione anche della circoscrizione stessa la sua riqualificazione o in una nuova sede della circoscrizione oppure in una casa delle associazioni, sostanzialmente delle sedi associative, quindi sarà oggetto anche di valutazione con
i consiglieri circoscrizionali competenti. Nel quartiere di Valmaura Giarizzole si è guardato invece a 3 luoghi per potenziare la mobilità, in un'ottica comunque complessiva che interverrà anche sul tessuto sociale delle zone coinvolte. Soprattutto a Valmaura poi si intende valorizzare anche quei percorsi dell'architettura contemporanea che esistono, con molti edifici che sono anche di pregio, quindi la qualità architettonica non è riservata al centro cittadino ma anche in luoghi che sono apparentemente più semiperiferici. Nel corso dell'estate i particolari del progetto saranno divulgati nei singoli quartieri da esso interessati. Scintille inquadra al meglio il concetto di rigenerazione urbana. Non è solo lavorare sullo spazio fisico, per cui sugli edifici, sullo spazio pubblico, al fine di darne qualità, ma è soprattutto lavorare anche sulla comunità, perché abbiamo tematiche che sono legate alla marginalità, sono legate a problematiche anche di sicurezza urbana. Il comitato No IMEC ha inviato una lettera aperta al presidente dell'autorità portuale Alto Adriatico Marco Consalvo. In essa il comitato ribadisce le ragioni della propria contrarietà al corridoio, fondamentalmente poiché esso toccherebbe il porto israeliano di Haifa. Il comitato sottolinea per lo scalo giuliano la pericolosità, in questo particolare momento storico, di essere associato ad Israele e sottolinea la necessità altresì che esso resti al di fuori di ogni logica bellica. Il comitato ha inoltre in animo di portare avanti una sensibilizzazione dei cittadini nei confronti di tale problematica. Si rinnova il tradizionale appuntamento di 3 giorni con la CGIL, incontri e riflessioni quest'anno si tengono al teatrino Basaglia, l'ex OPP. Ha preso il via al Teatro Basaglia del Parco di San Giovanni l'ormai consueto appuntamento di 3 giorni con la CGIL. Il segretario provinciale Massimo Marega così sintetizza le sfide che a Trieste il sindacato ha davanti a sé e che saranno affrontate in una serie di incontri tematici. Le sfide sono molteplici, a partire dal tema della precarietà, dal tema salariale, dal tema, se vogliamo, anche sociale, e quindi da questo punto di vista noi proviamo a affrontarle nei dibattiti che abbiamo in questi 3 giorni, sia con tematiche che riguardano gli aspetti territoriali, le problematiche territoriali, che su aspetti più generali. L'appuntamento, che da qualche anno impegna i vertici provinciali del sindacato ma non solo, è anche un momento in cui la CGIL fa sintesi dell'anno trascorso e rilancia il proprio impegno in merito a nuove tematiche e nuove sfide. L'impegno naturalmente del sindacato rimane quello del miglioramento generale delle condizioni di lavoro e di salario, ma ci sono anche tematiche sociali che oggi si stanno inserendo prepotentemente nelle dinamiche quotidiane, e quindi aspetti ad esempio come quello relativo al sociosanitario, e per cui l'impegno da parte della nostra organizzazione è volto in quella direzione. Quest'anno la 3 giorni celebrerà 2 importanti anniversari, i 120 anni dalla fondazione della CGIL e i 100 anni dalla nascita di Bruno Trentin, che della CGIL fu uno dei leader storici. È un'occasione per riflettere su noi stessi, per riflettere sulla nostra storia, per ribadire il protagonismo che questa organizzazione ha avuto nella storia di questo Paese, nella conquista della democrazia, dello Stato sociale, e per recuperare, riscoprire, ridiscutere di identità, di valori, di progetti di futuro. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci rivediamo tra poco. Riprendiamo il telegiornale. La Polizia Locale di Trieste si prepara a celebrare il 164esimo anniversario della fondazione del Corpo, in programma sabato 13 giugno in Piazza Verdi, tracciando il bilancio degli ultimi 12 mesi. Tra le principali novità figurano l'introduzione del servizio H24, il completamento dell'armamento degli agenti, l'assunzione di 21 nuovi operatori, la nascita dell'unità cinofila e l'impiego del primo drone per attività di controllo e sicurezza. Un itinerario tra monumenti, chiese, paesaggi e memorie storiche per raccontare Opicina con nuovi totem informativi, contenuti digitali e strumenti interattivi accessibili anche da web e app. Oggi la presentazione è in Piazzale Monterè. Opicina si presenta ai turisti ma anche ai residenti con un itinerario che unisce memoria storica, paesaggio carsico e strumenti digitali. Il nuovo percorso turistico-culturale realizzato nell'ambito del progetto Trieste Metro e promosso dalla seconda circoscrizione Altipiano Est mette in rete alcuni dei luoghi più significativi del Rione e li rende accessibili sia sul territorio sia online. L'itinerario comprende 8 tappe segnalate da nuovi totem informativi presentati oggi in Piazzale Monterè.
Ogni punto offre contenuti storici e curiosità, creando un percorso unico che racconta l'identità di Opicina. I luoghi sono consultabili anche sul sito Trieste Metro, dove i testi sono ampliati con approfondimenti aggiuntivi e risultano georeferenziati per facilitare gli spostamenti dei visitatori. Tra le tappe figurano Piazzale Monterè, con riferimenti anche alla stele di Zinzendorf e al tram di Opicina, il monumento ai caduti e la strada per Vienna, la chiesa di San Bartolomeo, la stazione ferroviaria, la chiesa di Villa Carsia e l'obelisco con la strada napoleonica. La questione di questi totem, che inizia appunto con questo progetto Opicina, nasce un paio di anni fa. Qua siamo di fronte alla strada di Vienna, strada che 120 anni fa collegava appunto Trieste e Vienna, che tuttora la collega perché era un asse importante, no? Poi sono cambiate le cose, la storia ha stravolto questi luoghi, ma Opicina è rimasta una via importante, soprattutto con l'abbattimento dei confini, e ha dei ricordi storici, delle realtà ambientali, perché no anche architettoniche, eccetera, importantissime. E quindi abbiamo pensato di organizzare una rete di conoscenza, una rete anche culturale e turistica. Altre cose appunto abbiamo fatto in altre zone della città, ma questa è quella che, diciamo così, apre la strada. Oltre ai totem fisici, il percorso è disponibile in formato digitale sfogliabile e tramite l'app Trieste Metro, scaricabile gratuitamente per Android e iOS. All'Università Popolare di Trieste 2 appuntamenti tra 600 e Mitteleuropa, il 16 e 23 giugno all'ITIS 2 conferenze. 2 conferenze dedicate ai soci dell'Università Popolare di Trieste, aperte anche ai non iscritti su prenotazione, sono in programma il 16 e 23 giugno all'ITES di Via Pascoli. Gli appuntamenti, guidati dalla docente di Storia dell'Arte Francesca Martinelli, propongono un doppio percorso tra 600 e arte mitteleuropea. Nel corso dell'anno l'Università Popolare ha sviluppato un ampio programma di attività tra autunno e inverno, con iniziative culturali, formative e divulgative. Quest'anno abbiamo voluto innovare un po' anche il rapporto con i soci, abbiamo fatto 4 visite studio, una in Croazia, una in Slovenia, una a Villa Manin, un'altra a Udine. Abbiamo rafforzato anche i legami tra le comunità italiane dell'Istria e i soci che abbiamo, che ricordo sono oltre 700 qui a Trieste. Adesso l'attività però non si ferma, abbiamo fatto i corsi, circa una cinquantina, 45 per l'esattezza, con 600 partecipanti. Il primo incontro, il 16 giugno, è dedicato a Caravaggio Segreto, un'analisi del linguaggio rivoluzionario del pittore tra luce e ombra, con approfondimenti su tecniche pittoriche, indagini diagnostiche sulle opere, uso di modelli popolari e simbologie nascoste, fino alle ipotesi più recenti sugli ultimi anni e sulla morte a Porto Ercole. Parleremo di Caravaggio Segreto, quindi non soltanto illustrando con diapositive quelli che sono i capolavori di Caravaggio, ma anche quelle strane storie curiose che si nascondono dietro i quadri. Sono conferenze di 1 ora e mezza, sono conferenze fatte per i soci ma aperte a tutti, quindi tutti possono partecipare. Il secondo appuntamento, il 23 giugno, è dedicato alla Vienna sul mare, un viaggio nella Trieste tra fine 800 e primo Novecento, tra influenze delle accademie di Monaco e Vienna e nascente modernismo. Al centro i pittori dell'epoca, tra cui Scomparini, Rieti e Veruda, e la costruzione di un'identità artistica sospesa tra cultura mitteleuropea e realtà del porto, con ritratti e paesaggi della città di confine. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguiti e una buona serata.